La nostra giornata tipo è incentrata sulla preghiera e sul lavoro. Preghiera e lavoro sono momenti anche che si interscambiano tra di loro. Comunque ci alziamo alle 5, c'è la sveglia, poi abbiamo subito un po' di tempo per sistemarci, alle 5 e mezza la prima preghiera del mattino, l'ufficio delle letture, le lodi, una breve pausa, la Santa Messa, poi la colazione e dopo iniziano, ognuna va al suo lavoro, chi in cucina, al bucato per la pulizia, chi cuce, abbiamo una suora che fa le ostie, poi ci ritroviamo alle 12 e mezza per il rosario e l'ora media, il pranzo, il riassetto delle stoviglie, della cucina, il refettorio e c'è un momento di riposo per chi vuole riposare, per chi vuole magari leggere, meditare e poi ricomincia il lavoro pomeridiano. Alle 5 abbiamo il canto del vespro, la lezio divina individuale, poi abbiamo momenti di formazione, perfezionamento nel canto, è anche giusto essere preparati per farle un po' meglio le cose. Poi abbiamo alle 7 la cena, è tempo di risistemare tutto, poi abbiamo un momento ricreativo, la cosiddetta ricreazione, ci raccontiamo come in una famiglia, ci raccontiamo la giornata, ecco, se è venuto qualcuno, se ci hanno chiesto delle preghiere, mettiamo tutto in comune. E poi abbiamo alle 9 meno un quarto l'ultima preghiera comunitaria che si chiama Compieta. In più noi, siccome siamo benedettine dell'adorazione perpetua, abbiamo i turni continui di adorazione, diurni e notturni. C'è sempre una suora nel coretto dell'adorazione, c'è un piccolo tabernacolo con Gesù sacramentato, facciamo i turni anche di notte, ci alziamo, ci avvicentiamo e quindi mentre la comunità vive i suoi orari di lavoro, ecco c'è sempre una suora che a nome della comunità sta davanti al Santissimo Sacramento.